Tempi va in Corsica, in un paesolo cismontico, ci stava un zideluccio chiamato Abdelkader Kamal. Quando chi altri gli domandavano, ma da in due scali un nome simile? E lui rispondia sempre, da in due vengo manco a so, ma ciò che a so è che so giunto qui a Nantagola, una mano, in fondo a una sborta di Dionculu, fasciata d'erba secca. Nantagulana che li m'avevano messo, scritto c'era, Abdelkader Kamal, e un mio nome, e un me. Attendo un soccorso se tu ti chiami così, allora di quale ne si, dicevano i zideli. Di quale ne so, manco a so, rispondeva Abdelkader. Ma ciò che a so è che la fruttando Maria Francesca a arrigogliemi, a mantenermi e a darmi a zuglie. Ma posto che la t'ha dato a zuglie, avrebbe fatto meglio Maria Francesca a chiamarti all'uso di qui. Via, disse Domenico, che un la ci faccia di Abdelkader Kamal. Stammi assente, o cio, disse tanto Mario Maio. Se tu non vuoi cambiare nome, se tu non accetti manco un cognome, facci vedere che tu vuoi essere di qui. Ecco, assente di un corso, ciò che lo conosci e piante di Amatia. Domani andrai in de Amatia e ci giungerai e piante che ci barrano da un malocchio e da i malani e piano d'un sbagliati. Dopo iaremo. Abdelkader un la si vege ribede, un contava po manco d'aspetà. Li drigava di diappa a macia zubidu zubidu, perché chi ha so gasad e a uso nome, e l'uccidinea danto, erano i zoi, quelli che li veniano di sicuro da mamma, e poi, a di la franca, cognome, un'evulia. Ando non sua insignasi in de Maria Francesca, che quella e conoscia così bene e piante che proteggono da un malocchio e dai malani, sol'arbitru, a reza e a morta. Sbuligò Maria Francesca in de scanciarie e ci trovò un'epoca di sembiante in figure e diede a Abdelkader e gli disse: vai uomo zidelo, vai in de Amacia quassù, per i cime e arregaci e piante, fa casa d'un perdedi, ma aspetta a venuccia non sui tramudati. Ando tondo Maria Francesca, arriva a un'epoca di grande d'albidru, che la denia piatte come lo si deve in dell'armadio, e ficcò In de un sechitelo, di della e messe in de camicia dal Belcader. Awa o ciù, un risighe più nulla è male e un ti ne può accade. Baiburu. Abdelkader si tramudò murmurando: Abdelkader Kamal è un mio nome e un mi voglio bene e un meglio e basta. Nessuno mi può cambiare ste piante e troveranno e le porteranno ai zideli. Il sole stava perciutasi d'arredo a montagna, quando che Abdelkader intese come un traspiggimi pensando che lo fosse in quella tradiada un tobo cotillado a un ghiaccio, un cifregegaso. Ecco l'arbitro, messe a mudiatando scomprendo i bacchi rossi, tagliò un'epoca di frasche, ecco a rezza, chi mi puglie e ide,
ecco a morta queso granelle negre. O rimore di evronde galbidiade ribigliò, e si sentono piccoli mugli come tante piante. Uzidelu a ribose e vrasche in piano e si messa a cercare. Cercò una bella stonda sotto l'arboreti e in drento e i duvoni, ma indarno, di colpo ne s'aprì un cignalotto, un porchetto salvadigo. Ferido a zampa, l'animale si bruava a zuida Uzidelu da lontano. S'era una creatura. Abdelkader ubbidiò in collo e gli disse: «T'ha presentà a Maria Francesca. Ella si ghidigurara come la magura da me. Te, guarda bene piante, cadio volto, sarà una protezione. Ecco l'arbitro, ecco a rezza e ecco a morta. E conosci? Senti come le muscano. Ali, vieni con me. Corre e cammina Abdelkader, ma in dea macchia i chiassi si sono scarsi e poi sarà notte geca. Da paura Uzidelu sbuttò a piangere, ma manco capiava il cignalotto e lo stringia sempre più forte in petto. Vabbè, disse, e moi dorme qui, domani si verrà. Si d'accordo, cherse a un borchetto asciugandosi le lacrime. S'incattagnò in de un ciotto con l'animalotto e s'addormentò tutte e due. A ubisa di usole, Abdelkader si rimesse a marciare, portandosi un cignalotto da un lato e zobbiante dall'altro. Quadio, in Fiuminale, poi vede oramai a casa di Maria Francesca e questa li riscaldava tanto ugore. Maria Francesca e i compagni impensieriti l'aspettavano in piazza. Eccolo, modiò Maria Francesca, da che la scoprì a mezza macchia per l'andare giusto sopra casa. Ma chi di angine si trascina così, dicevano i maschi. Quando chi Abdelkader gli fece vedere un cignalotto, ni mu fece manco più caso ai piante. Tutto ognuno si provava a trovare un suppolo di paia fresca e un poco d'acqua per l'animalotto, anche di grazia che Maria Francesca gli fece una preparazione di morta e di rezza per cura a Verida. Lo chiameremo ottobre, disse Abdelkader. E a te ti chiameremo Abdelkader Kamal, disse Mario. È così che Abdelkader Kamal diventò corso, o piuttosto quasi corso, perché che anche se lo era un tarcano per le piante, che ti barano da un malocchio e dai malani, anche un burro se lo sarà più tardi, un gran padillaggio, mai bolse lo quotidiano geniale.